Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vogliamo fare tipo un test psicologico. In effetti io vi farò vedere 5 animali e voi mi dovete dire quale animale più vi, vi tira carattere. Quindi ci sta il gatto nero ragazzi, come questa figura, poi c'è la forza dell'orso ragazzi, quindi il famoso orso. Poi in effetti ci sta il corvo, dopo il corvo ragazzi ci stanno i lupi e dopo i lupi ragazzi ci sta l'avvoltoio. In effetti gli animali sono 5, quindi come riportiamo ragazzi c'è il gatto nero, l'orso, il corvo, c'è il lupo e c'è l'avvoltoio. Quindi in base a quello che voi sceglierete, quello sarà il vostro, diciamo, carattere, diciamo così, va, il vostro lato oscuro, meglio dire così. Quindi chi ha scelto il gatto nero, ragazzi, in effetti rappresenta da un lato morbidezza, calma e serenità, dall'altro l'aspetto selvaggio e ribelle. Il gatto, come sapete, è sempre oggetto di superstizioni, associandolo a una specie di infelicità, anche se dobbiamo dire che il gatto è l'eleganza incarnata come il carisma e la seduzione. Quindi questo è chi ha scelto, diciamo, il gatto. L'orso rappresenta la forza, il coraggio, la resistenza, diciamo, e la perseveranza. Quindi la tua ricerca del potere ti incoraggia ad usare con tutti i mezzi il tuo scopo per raggiungere, anche se a volte non sembra legittimo, quindi puoi fare anche un abuso di potere perché lo vuoi di forza, quindi tu vuoi ottenerla e basta. Poi il corvo, nonostante diciamo sia maledetto, abbia una brutta reputazione come messaggero di cattivi pensieri ed altro, diciamo, ha il dono di nascondere il lato oscuro della tua personalità. Fai finta di essere la persona che non sei nella realtà. Tuttavia la malizia comunque non è del tuo umore, a meno che tu non sia provocato o ferito, allora esce fuori la malizia. Il lupo, come si sa, è un animale che unisce l'aggressività, rabbia, pace e lealtà. Quindi questo animale dimostra il grado amichevole e innocuo, che cerca per primo la pace e poi il luogo, ma non esita ad esteriorizzato la sua feroce rabbia. In effetti i lupi sono sì addomesticabili, però hanno anche il lato scuro proprio, quindi hanno feroce rabbia. Quindi poi c'è l'avvoltoio, che l'avvoltoio è notare che questo qua attacca solo quando è necessario, cioè lui non attacca senza un motivo, quindi attacca se ha fame o se viene minacciato, quindi può essere brutale e feroce ma solo con quelli che lo meritano. Quindi se ti danneggiano o ti attaccano tu sarai in balia della tua animalità atroce e bestiale. In effetti questo diciamo sono i lati oscuri di questi 5 animali. In effetti questo è tipo test psicologico in effetti di chi sceglie diciamo questi animali. Io ad esempio ho scelto il corvo è più quello che mi piace. Difatti ha detto sei una persona intelligente che si adatta alle persone e alle diverse situazioni, hai il dono di nascondere il lato scuro.
e spesso fai finta di essere la persona che non sei nella realtà. Tuttavia la malizia non farebbe parte del mio umore a meno che io non sono provocato e ferito. In effetti è così un pochino, perché a volte io è vero sono calmo, tutto quello che dico, sono sempre stato una brava persona, però quando poi non si può fare a meno, io cambio proprio, come dire, cambio persona proprio. Quindi diciamo che la maggior parte, diciamo, degli amici che io abito qua a Matienzo da tanti anni mi conosce bene come carattere. In effetti sono giocherellone, mi piace scherzare, ridere, però se mi toccano o succede qualche cosa che non mi piace o che non mi gusta, allora sono dolori. In effetti sono fatto così, non mi interessa, cioè non mi interessa neanche le conseguenze, non me ne importa proprio. Quindi diciamo che come viene diciamo qua a sud, quindi non può importarmene più di tanto. Quindi anche perché, parliamo sincero, qui a sud noi siamo abituati a vivere un'altra vita rispetto al nord, quindi stiamo in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Quindi io ci sono stato sempre dalla mattina alla sera in mezzo alla strada. Qui purtroppo per farti avanti nella vita devi sgomitare, a volte anche slealmente, ma lo devi fare. Quindi diciamo che in effetti questo animale mi si addice, in effetti, cioè, come si dice, bravo, buono e tutto, però fino al 99% si ferma l'orologio e allora non ragiono più, non me ne importa proprio. Infatti mio padre più volte mi richiama, in effetti dice questo fino al 99% poi e chi lo ferma, dice. Anche perché è vero, in effetti diciamo che sono uno che ha sempre lavorato, ragazzi, partiamo da questo, però io non tollero le ingiustizie. Sono fatto così, è più forte di me. Se vedo che qualcuno bullizza qualcuno, io so quello che mi fermo la macchina al centro della strada e scendo. Non mi interessa proprio. Io più volte ho litigato più per motivi non miei che più miei. Una volta stavo a Salerno, voleva picchiare un ragazzo, non so il motivo, quindi non ha fatto nulla. Il ragazzo aveva attraversato la strada e questo ha detto attenzione come passa. Il ragazzo l'ha fatto col dito medio, per dire, e questo qua lo voleva quasi picchiare. Sono sceso dall'auto e quello mi dice no, che, qual è il problema? Che le vuoi prendere pure tu? Non ci ho perso di coraggio, ragazzi. A terra direttamente, un solo colpo, ciao ciao. L'ho rimasto per terra, ho preso il ragazzo e ho detto vattene. Quindi dico che la violenza come regola non va fatta, lo dico in partenza, però certe persone, giustamente, come dico io dalle nostre parti, non fare ciò che non può essere fatto. Quindi a volte capita di trovarti in una situazione di bullismo di queste cose e vedere azioni che sono ripugnanti in effetti. Quindi diciamo che perlomeno io ho fatto, ad esempio, ho notato una cosa al nord, ragazzi, ma non perché voglio offendere il nord. Io stavo a Torino, è caduta una signora. Vi posso garantire che camminavano centinaia di persone, anche perché io lavoravo lì sotto a Porta Susa. Nessuno ha avuto la briga di alzare quella poverina da terra. Sono uscito dal banco, l'ho alzata, ho preso una sedia, l'ho fatta sedere e ho chiamato l'ambulanza di lì. Cioè, voglio dire io, al nord, purtroppo quelli che... La cosa più brutta del nord, ragazzi, secondo me, è quello meridionale che sta a nord. Quello è più brutto di tutti. Perché molti meridionali che sono emigrati al nord si credono di essere del nord, in realtà non sono del nord, semplicemente hanno la convinzione di essere del nord, ma non lo sono. Quindi la cosa più brutta, lo voglio capire da uno del nord questo comportamento,
ma non da uno del sud solo perché da stata 30 anni al nord si crede di essere del nord. Io una volta ho avuto una discussione a Torino, io sto qui da 30 anni, io sono qui, io sono lì, ho detto stammi a sentire, chiaro chiaro. Tu puoi stare pure 50 anni qua, tu sei del sud e basta. Tu per 20 anni sei vissuto al sud, quindi è più forse hai vissuto di più qua al nord, ma tu sempre un terrone come me rimani. Quindi la cosa più brutta sono proprio i terroni come me che vanno al nord e si sentono polentoni, come diciamo noi, no? Quelli sono i più brutti, perché hanno perso le loro, hanno rinnegato forse le loro origini, quella è la discussione. Però ragazzi, la cosa è che il mondo va a rotoli proprio, quindi come diciamo noi qua a sud, ragazzi, vicino allo scostumato ci vuole sempre lo screanzato. Cioè, se uno è scostumato, allora non ci vuole il figlio di papà vicino a quello, no? Perciò qua usiamo dire vicino a uno scostumato ci vuole screanzato, cioè ci vuole uno peggio di lui. Purtroppo a nord di queste cose se ne vedono molto di più. Diciamo che qui a sud c'è molto più rispetto per le persone. Cosa ad esempio che a nord io non ho notato. Passano come, non lo so, come manichini, non guardano, non vedono, camminano e basta, vanno a lavorare, si ritirano, mangiano, e così è. Ma no, non si tratta di un brutto messaggio, Marco, si tratta della realtà in effetti. Molte persone vengono bullizzate e nessuno fa niente purtroppo. Quindi non è un brutto messaggio, ma è un atto a difendersi. Quante persone vengono bullizzate, vengono fatte e nessuno fa nulla. Quindi quello che voglio dire io è che uno deve imparare nella vita a, diciamo, non a difendersi, a fare casini e cose, no, solamente a difendersi nel caso in cui serva. Io non dico che uno deve scendere e deve incominciare con tutti, questo non esiste proprio. Semplicemente se capita che ti trovi in una situazione dove non puoi fare a meno, non puoi andare lì, prendere le botte e te ne vai a casa. Perlomeno qua a sud non siamo così noi, non è un brutto messaggio. Il brutto messaggio è chi va a rubare, chi fa queste cose qua, quelli sono brutti messaggi. Qua si parla che in strada non stiamo sicuri più. A nord specialmente, guarda, ti dico la verità, a Torino fa paura di notte, Milano fa paura, quindi queste zone qua fanno più paura del sud. Qua si parla tanto di Napoli, 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 andate a mezzanotte a Napoli, si cammina tranquillo in mezzo alla strada. Purtroppo l'ha nominata, la terra sempre sud, non si può fare niente. Provate ad andare a mezzanotte a Piazza Castello oppure a Milano e vedrete che troverete lì. Io ci sono stato in mezzo alla strada lì, vendevo, quindi facevo sempre tardi e non era bella gente quella che io guardavo. Solo che siccome sapevano che io ero del sud, non mi pensavano proprio. Questa era la differenza. Comunque ragazzi, il messaggio non è male, non è che io voglio dire che dovete fare casini, questo è da premettere. Il messaggio è che il mondo è cattivo e quindi bisogna che in caso vi fanno qualche cosa difendetevi sempre. Quindi in una maniera o nell'altra lo dovete fare per voi stessi, quindi ne vale la vostra incolumità, poi potete fare che volete voi, quindi ognuno è libero. Io poco fa ho visto un video su internet, poco fa stavo girando su Facebook e vedo che tutta una banda di ragazzi stanno in una macchina quando arrivano 2 o 3 stranieri
incominciano a picchiare questi qui da dentro l'auto. Cioè, voglio dire, siete 5 di voi, scendete dall'auto, e invece questi sono scappati. Allora voi che dimostrate? Dimostrate sempre di fare il codardo. E per noi del sud questo non esiste, perlomeno a sud questo non è buono, perché l'ha fatto oggi, lo farà domani, lo farà dopodomani. Quindi sarà un vizio che non finirà mai. Io ti faccio un esempio: io a volte sono stato a Torino, ho preso il treno, arriva il controllore, ragazzi, biglietti, biglietti. Prima di me stavano due ragazzi di colore. E i ragazzi di colore, il controllore li salta, viene da me e mi dice: per favore biglietto. E io dico: per favore cerchi i biglietti prima ai signori che ha scavalcato prima di me. Poi viene da me e mi viene a cercare il biglietto. No, ma allora io ti sto dicendo così, tu, sì, sì, tu cerca prima i biglietti a quei due lì. Ma io qua, ma io non posso stare in pericolo, tutto italiano, perfetto. Allora dico un'altra volta, perché poi sono andato, poi io fino al 99, poi a 100 divento scemo. Ho detto a questi due qua, vedi, con la mano, quello che voglio dire, che ho detto: tu non parlare, stai zitto, non parlare, perché io non sono torinese. Ho detto: io vengo dalla crema della crema, quindi seduto. Ho chiamato il controllore, ho detto: allora, o cerchi i biglietti a signorini qua, tutte e due, poi vieni da me e io ti faccio vedere il mio biglietto. Comunque questo sapete cosa ha fatto, ragazzi? Secondo voi? Ve lo dico io comunque. Per forza io ve lo devo dire. No, 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 dicono che io ho invogliato, diciamo, questa cosa di violenza, no? Figura di Valeria. Comunque, per farti capire che questi qua prima si lamentano delle persone, delle altre, e poi dicono che è peccato semmai che uno bisticcia con queste persone. In effetti questo controllore, sai che cosa ha fatto, Valeria? È andato via. Non mi ha chiesto il biglietto. Allora dico io sono scemo che ogni giorno che andavo da Carmagnola a Torino, io cacciavo 5 euro. Sì, io dico che io perlomeno ho detto, secondo me, che quando qualcuno ti infastidisce ti devi difendere. Giustamente qualcuno ha detto: ma questo è un brutto messaggio. Non è un brutto messaggio, in effetti, è solamente si tratta di difendersi. Il brutto messaggio è quando io dico: vai a rubare, vai a fare questo, vai a fare quello. Questo non è, questo è un brutto messaggio. Cioè, io a Torino sono andato, non cercavano i biglietti agli italiani, diciamo agli immigrati, a quelli marocchini, tunisini, cinesi, li cercavano solo agli italiani. Io più volte ho bisticciato con i controllori e non ho dato il biglietto. Ho detto: chiami i carabinieri. Perché sul treno di Porta Nuova si aveva questo vizio che il controllore, sia uomo oppure donna, non era, cercava il biglietto a tutti tranne che alle persone straniere. Cioè biglietti, biglietti, poi vedeva 4-5 immigrati, li saltava e veniva da biglietti, biglietti, e così con tutto il treno. Sì, ma tanto per farti capire, vedi quante cose ci sono nel mondo che uno deve vedere. In effetti qua invece a sud, invece, ragazzi, quando il controllore sale, puoi essere che vuoi tu. Il controllore qua ti fa scendere, chiami i carabinieri, non se ne importano. Qua quando succede a Napoli, oppure a Caserta, oppure Calabria, non pensate, chiamano i carabinieri, scendi dal treno, se non hai biglietto vai via. Invece al nord io ho notato questa cosa al nord, perlomeno a Milano e a Torino.
Cioè io a bisticciare col controllore perché quello non cerca i biglietti. Allora ho detto io non ce l'ho il biglietto neanche io. No, no, Valeria, è proprio una cosa delle regioni, cosa pazzesca, guarda. Qua non pensare, qua anche il pullman, se tu prendi il pullman ti fanno, chiamano i carabinieri qua. Quindi qua hanno tolto il vizio, prima tutti quanti salivano e andavano a destra e a sinistra. Adesso no, adesso arriva il poliziotto con il controllore adesso. E ti portano via, ho visto scene qua di immigrati che li portavano via, 4, 5, non se ne portavano proprio. Se non vogliono scendere chiamano i carabinieri qua. Quindi perciò diciamo che la vita ragazzi è dura. A volte si pensa che la vita più dura sia al sud, forse sì, un po' di più, però perlomeno secondo me qua si vive un po' più discretamente, diciamo più in pace. Mentre ho notato una cosa ragazzi, che al nord comandano proprio loro, quindi non lo so. Sì, sì, anche degli italiani. Sì, non faccio eccezione degli italiani. Qui ce ne stati tutti i colori, sia a Torino. Te l'ho detto, a Torino, quelli più peggiori erano quelli del sud che stavano da anni e anni al nord, quindi si credevano che erano del nord. In realtà erano più terroni di me. Però, sì, sì, a Salerno, guarda, mo costa 1,10 euro il biglietto, eppure ogni giorno succede casino con questi biglietti, ogni giorno. Ma poi la cosa più che mi è stata antipatica lì, guarda, è che il controllore li saltava proprio. Cioè, ho visto la scena uguale, cioè stava prima di me, stavano 4 ragazzi di colore, 2 di qua e 2 di là. Poi è venuto da me, dice giovanotto mi dai il biglietto? Vabbè Marco, quello era solo per dire che personaggio, che persona sei, diciamo, cosa ti piaceva di più in base all'animale, ci stava, diciamo, il profilo, il test psicologico, quella era in effetti, non era proprio, diciamo, per dire il comportamento, è un test così per fare un video un po' diverso invece dei soliti, una cosa diversa, di solito si parla di terremoti, di cose, quindi una volta ogni tanto cambiamo argomento. Sì, sì. In effetti pure io, guardate gli animali, ho detto a me mi pare il corvo più quello che mi ispira, diciamo, mi prende da leggere, il lato oscuro era così, così, quindi diciamo in effetti aveva ragione, in effetti io sono calmo, tranquillo, finché non mi stuzzicano, poi se mi stuzzicano allora poi cambio. E in effetti aveva ragione questa, diciamo, questa cosa del corvo, come pure il lupo. Il lupo è aggressivo, però giustamente bisogna essere, il lupo diciamo, si difende quando viene minacciato, allora caccia la sua rabbia. Come pure l'avvoltoio è la stessa cosa. L'orso invece rappresenta la forza, il coraggio, la resistenza e ottenere qualsiasi cosa con qualsiasi mezzo, anche illecito, l'abuso di potere ed altro. Invece il gatto nero rappresenta, diciamo, il mistero, la, diciamo, l'aspetto selvaggio e ribelle, la seduzione, quindi diciamo un fascino misterioso, diciamo così, quindi sono tante diciamo cose, perciò è tipo un test in base a come per bene capito. Sì, dimmi. Oggi, anche oggi ragazzi, fa caldo proprio esagerato qua a Salerno,
dicono che deve cambiare il tempo, io non so quando cambia, ma speriamo il più presto possibile, perché qua davvero fa paura. Non so ancora quando un gatto bianco. Beh, il gatto bianco forse la purezza in effetti, può essere solo in effetti il bianco, è una cosa di purezza in effetti, però sembra un gatto rimane al finale, può cambiare solo il fatto che il bianco si identifica con la purezza, però l'animale in effetti è così, sempre un misterioso, seduttore, quindi sempre così è. Dimmi Marco, vuoi dirmi una cosa, una promessa, una cosa, che cosa vuoi dirmi? Scrivere. In effetti è così ragazzi. Sì, mi piacciono i gatti anche se non l'ho mai tenuti, la verità. Ho tenuto un cane, poi non ho voluto più sapere perché per via del lavoro sempre fuori di casa non posso tenere animali perché a volte un mese fuori, a volte 2 mesi fuori, non posso giustamente stare a accudirli, diciamo così. È capace che un mese sto fuori. Certo, io vorrei andare a fare un video a, diciamo, all'avvocatella, vorrei andare, ho promesso tante volte che ci sarei andato, quindi la farò lì semmai, quando andrò lì volevo fare un video perché quella chiesa, diciamo, ha, c'è padre Gennaro che io conosco da anni ed è un esorcista, quindi volevo fare riprese video della chiesa in effetti, perché lì, diciamo, molte persone si recano a fare gli esorcismi, quindi volevo andare lì anche perché è vicino dove abito, più o meno dove abitano i miei nonni, anzi dove abitavano i miei nonni, quindi ho promesso più volte che sarei andato e non ho mai trovato il tempo di andarci. Ma credo che fra poco ci andrò perché i turisti sono andati via e quindi non c'è più casino. Sì, sì, in effetti ha gli occhi gialli, è tipo demone in effetti. In effetti sulla foto che ho preso su Pixabay stava scritto gatto nero con gli occhi da demone, quindi c'ha gli occhi come vedi giallo scuro. Quindi c'hanno gli occhi da demone, fai attenzione Valeria. Vabbè ragazzi, vi lascio, ci sentiamo dopo. Dopo voglio fare l'aggiornamento per Dorian, no per Dorian, voglio chiamare Umberto, che sì sì è reale, una fotografia reale sì su Pixabay che loro mettono a disposizione di tutti senza problemi di copyright, perché come sapete YouTube non ammette copyright, cioè foto di altre. Invece su questo sito, sì sì, su questo sito mettono tutti quanti, caricano delle foto e le mettono a disposizione di tutti. Quindi questa foto che tu vedi è senza copyright, quindi YouTube automaticamente non mi penalizza, diciamo, tutte le foto che voi vedete sono di pubblico dominio, cioè che qualcuno le ha messe a disposizione di tutti. Quindi questo sono tutte foto reali, ragazzi. Sono persone che fanno. Sì, sì, ma io voglio andarci proprio là, capi? Parlare proprio con padre Gennaro, voglio fargli tipo un'intervista, capisci? Io voglio andare lì e parlare, anche perché lo conosco, è un amico di famiglia, i miei nonni tutti sono di Dragonea, dove sta l'avvocatella di Molina di Vietri, quindi diciamo che tutta la mia famiglia, sia di mamma che di papà, sono di lì, quindi ci conoscono bene, quindi lo conosciamo da anni e anni, quindi voglio fare un'intervista tipo esiste il diavolo, come si manifesta, voglio fare tipo una cosa così, capisci? Una cosa un po' sfiziosa voglio fare.
come una specie di intervista, giusto per in diretta la farò sicuramente. Quindi voglio che padre Gennaro lo dica davanti al cellulare in diretta, gli farò alcune domande e lui giustamente risponderà. Questa diciamo è la mia intenzione. Io vado là, glielo dico che cosa voglio fare, dico quanto mi può far fare questa cosa, io poi andrò. Quindi lì c'è un casino di gente, quindi adesso penso che si sia calmata un po' la situazione perché su Vietri e la costiera amalfitana c'era un traffico esagerato, quindi andare da Salerno a Cava già sabato e domenica ragazzi è impossibile perché è sempre pieno. C'era una coda. È tipo Yashki, no? Non lo so, non so tutte. Pare tipo Husky, i cani da slitta in effetti. Quelli che tirano le slitte tipo come le renne in effetti. Non lo so, ti dico una. Sì, allora i miei sono tutti di Molina di Vietri e quindi di Dragonea e quindi diciamo che conoscono bene 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 Padre Gennaro. Siamo state molte volte sulla chiesa a vedere, anzi a sentire la messa, quindi con mia nonna, mio nonno prima che passavano a miglior vita e quindi ci conosce bene. In effetti qualche volta è venuto anche a casa, quindi abbiamo molta confidenza in effetti con Padre Gennaro. Allora, i cani da neve, i cani da neve. Ma non lo so, guarda, in effetti ci stanno un sacco di cani da neve, in effetti qua ne porto proprio un sacco, quindi diciamo che sono tanti i cani da neve. Pure San Bernardo, ad esempio, quello che c'ha quel, come si chiama, quella botte sul collo lì, anche quello sta sulla neve abbondantemente, quindi sono tanti proprio cani da slitta. Ha detto bene, guarda, Husky, Groenlandese, Samoyedo e Malamute. Quindi sono queste quattro razze qui. Ho detto bene allora. Adesso sto così, si chiama Husky significa, si pronuncia, quindi con la Husky, quindi Husky. Poi c'è il groenlandese. Husky, come hai scritto tu adesso proprio? Aspetta, no, Husky. Husky si pronuncia. Invece della A devi mettere la U. Husky. Sì. Dopo la H la U. E poi perfetto, diciamo. Poi ci sta il Samoyedo, Malamute e Groenlandese. Quindi sono quattro quelli da slitta. Sì, sì, prima la H, sì, sì. La H e poi la U. Sì, la maggior parte è l'Husky, quello da neve, in effetti, sì. Poi ci sta l'Alaskan Malamute, che più o meno è come l'Husky. Il groenlandese è tipo un lupo. Sto guardando le foto, perciò lo sto. E l'Husky, vabbè, quello lo conoscete benissimamente. Diciamo, questi sono i quattro cani più impegnati con le slitte, diciamo, sulla neve, in effetti. Infatti sono andato a guardare categoria tra cani da slitta, quindi sono quattro i cani principalmente usati per questo. Vabbè ragazzi, vado a prendermi un caffè, bello bello caldo caldo e scuro e ci sentiamo dopo ragazzi. Voglio fare l'aggiornamento sulla, come si chiama, l'uragano Umberto che è passato di categoria 1 proprio in queste. Lo so, Umberto, quello là dopo Dorian.
è il ciclone che sta diventando, in effetti, la tempesta tropicale che sta diventando uragano. Kimbo. Di solito o Kimbo o Lavazza, ma la maggior parte è Kimbo, in effetti. Quando lavoravo ai mercatini qua a Salerno, stava un negozio proprio di fronte dove lavoravo, compravo Illy. Di solito dove vado qui al Conad o Lavazza o Kimbo, in effetti. Già Illy non lo tengono qua. Vabbè, ci sentiamo. Ciao Media, ciao Marco. No, ma non è ho fatto del brutto messaggio perché appunto vedi ne subite tanto ma non hai alzato un dito. A volte può sembrare sbagliato difendersi, però a volte no. Ma stai a quartiere Europa, io sai dove abito Marco? A Matierno. Quindi capirai già la zona com'è qui. A quartiere Europa ci sono stato un sacco di volte, non è un bel quartiere, diciamo, è come Matierno, quindi sei di Salerno come me, io andavamo alla Ciamba di Cavallo, a Pastena, io vengo precisamente, Marco, da via Alfredo Capone, quindi già la via penso che ti dice qualche cosa, ho abitato per 10 anni a via Alfredo Capone. Poi ci hanno mandato qui a Matierno, quindi abito a Matierno, quindi perciò io ti parlo così. In effetti io ho vissuto in due parti di Salerno che tu sai bene, sono particolari in effetti. Poi diciamo la mia infanzia è stata tutta nel centro storico di Salerno, quindi io ho vissuto nei quartieri di Salerno. Sì, sì, figurati, io sono uno pacifico, non sono uno che bisticcia facile, devo vedere per una cosa che non mi piace, è capace pure che una cosa non mia, cerco di difendere qualcuno che vedo che non è capace di difendersi, questo è, forse diciamo che non sopporto le ingiustizie, questo è. Quindi però la maggior parte, la verità, basta che mi vedono se ne vanno via, quindi non ho bisticciato in effetti, la maggior parte. Sì, io qua oramai stiamo qua, mo ti dico io Marco, stiamo qua. Allora, avevo 6 anni, stiamo dall'84 qui. No, siccome sono molto grande, diciamo, fisicamente sto proprio grosso, quindi diciamo che non è che si possono permettere, diciamo, di attaccarmi, questo voglio dire. In effetti sono andato in palestra, ho fatto box, ho fatto palestra bodybuilding, quindi diciamo che mi conoscono bene. Sì, sì, sono ingrassato ultimamente perché poi non ho fatto più nulla, però la forza fisica, quella lì ce l'ho sempre avuta, ringraziando Dio. Quindi diciamo che la forza è quella che io ho sempre avuto come un dono, diciamo. Io in palestra alzavo. No, 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 chi mi conosce mi evita proprio, se mi conosce non ci pensa ad attaccare, ancora i ragazzi che ora stanno, diciamo, nascendo qua a Matierno, portano rispetto, ma non tanto Marco, non è che la cosa sia cambiata di tanto meglio, sì, rispetto a prima è un po' migliorata, però la situazione è sempre quella lì. No, non hanno paura, hanno semplicemente rispetto, anche perché diciamo che io qua avevo un circolo, avevo un bar a Matierno che l'ho avuto per 12 anni, quindi io per 12 anni sono stato qui nelle palazzine di Matierno con un bar, circoletto, sala gioca, sala VLT, quindi diciamo conosco tante persone del quartiere Europa, della Pastena, di Napoli, ma di un sacco di persone veniva perché, come io ho sempre detto, avevo il gioco, in effetti da me venivano a giocare a carte le persone, diciamo,
anche non tanto per bene, diciamo così. Però avevo questo circolo, diciamo, che dove avevo questa giocata di carte, in effetti venivano da me a giocare a carte. E quindi diciamo che quando voi avete un bar, ragazzi, oppure un circolo come lo avevo io, arriva gente da tutte parti e non sono... No, no, dai, con le donne no. No, no, con le donne non ho mai avuto a che fare, no, no, non esiste. Quindi diciamo sono stato 12 anni qua a Matierno con il bar e il circolo, quindi ne ho viste di cotte e di crude, anche perché Marco penso che conosce la zona. La zona non è tanto per la quale, quindi qua c'è stato casino su casini, davvero. Ancora tuttora succedono casini. Quindi diciamo tra via Alfredo Capone e Matierno, diciamo gatta, è un casino. Quindi Marco a finale il problema è quello, però a finale sono arrivato a 43 anni, ho vissuto come ho detto qui a Matierno per la strada, via Alfredo Capone, Pastena, quartiere Europa, ma quasi dappertutto sono stato. Però ho sempre rispettato e mi hanno rispettato al finale, quindi non ho mai fatto il gradasso con nessuno e nessuno l'ha fatto con me. Però la cosa più brutta è quando approfittano di persone che non sanno difendersi. Questa è una cosa che io proprio odio. Questa è una cosa più forte di me. No, guarda, Michele, è una cosa che io non ho mai sopportato in vita mia. Guarda, quando venivano al circolo da me, dovevano stare come dicevo io, non mi interessava. A me dovevano venire i ragazzi. Innanzitutto dicevo, ragazzi, quando salite da me vi voglio puliti, nel senso che avete capito voi, perché qua purtroppo, ragazzi, ma in tutto il mondo funziona così. I ragazzi, chi fuma marijuana, chi questo, chi quello. Quindi io dicevo sempre, ragazzi, ragazzi, quando salite qui volete giocare a biliardo, a calcetto, quello che volete, però non dovete salire con nulla addosso, non mi interessa. Perché può venire un controllo e giustamente mi fate passare un guaio pure a me. E in effetti i ragazzi hanno sempre mantenuto la promessa. Quindi io li chiamavo uno per uno e dicevo, ragazzi, volete stare qua tutta la serata, volete giocare, volete bere, però io devo stare tranquillo. Quindi mi raccomando, voi mi avete capito? Sì, sì, non ti preoccupare Peppe, non ci permettiamo. Quindi diciamo che il contesto, ragazzi, è stato questo qua. Io sto parlando pure di 20 anni fa e non sto parlando di adesso. Poi siccome i tempi si sono fatti un po' tristi, sì, sì, ma mi conoscono tutti qua. Quindi poi giustamente, ragazzi, le cose sono peggiorate. La polizia ogni 2 o 3 veniva a controllo, falchi, carabinieri. Poi dopo un certo tempo, ragazzi, mi sono scocciato perché era tutto un susseguirsi di controlli, ricontrolli. Alla fine l'ho venduto, ho detto mandate a... e l'ho tolto da mezzo perché non si poteva, ogni giorno arrivava qualche controllo e ti cercavano i documenti e tu dovevi dire questo, poi controllavano nei bagni, controllavano là. Quindi purtroppo la zona è un po' particolare, quindi loro dicevano vabbè, ma a noi ci mandano, quindi che dobbiamo fare? Anche perché la zona è quella che è, non si può cambiare. Quindi allora purtroppo ho deciso di vendere tutto e andarmene via. E poi ho incominciato a fare fiere, diciamo, quindi però sono andato bene con le fiere in effetti perché non avevo più problemi, tasse, bar, insegne, poi le slot, tutte, il guadagno è tutto dello Stato, ragazzi. Calcolate che il 78% va quasi alle casse dello Stato, non ti rimane nulla. In effetti tu e il proprietario delle slot prendete l'8%, diviso 2 il 4%, quindi
Se tu perdi 1000 euro, io ho preso 40 euro. E 40 euro quello che ha portato la slot machine. Il resto se lo mangiano lo Stato italiano. Quindi non vale la pena avere più le slot machine, anche perché rovini le famiglie e al finale non guadagni nulla. Questo è un altro grande vizio, ragazzi, il vizio del gioco, che qui proprio dilaga, ma dilaga in tutta Italia, Io qua, vicino qua abbiamo il bingo. Ma sì, 20 anni fa sì, era più tranquillo, poi con la nuova generazione è peggiorata la situazione. Quindi quando avevo il bar siamo stati in effetti tranquilli. Sì, sì, azza, io sono proprio fatto per questo. Io mo fra mezz'oretta vado dai miei nipoti a Baronissi a divertirmi un poco, che li vado a sfottere un poco, come dico io. Giusto un'oretta salgo e scendo, io sono uno che mi piace divertirmi, quindi non mi piace proprio. Per questo ho venduto bar e tutto, proprio perché volevo uscire fuori da questa situazione che a me non piace. Non puoi stare lì e combattere tutti i giorni questura, carabinieri, finanza, falchi. No, è una cosa che poi esci pazzo tutti i giorni. Poi cambiano, diciamo, le leggi ogni giorno. Una volta puoi tenere una cosa, una volta non la puoi tenere, una volta così, una volta così. E devi sempre. Sì, ma guarda, ma io anche con la legge ho bisticciato di brutto, eh. Non pensare che solo perché avevano la divisa l'ho fatta bene, eh. Quindi in effetti negli anni, diciamo, che avevo il bar non mi importavano che cos'erano, nemmeno se era la legge, quindi ciao Elena. Quindi anche con loro ho bisticciato un sacco di volte, quindi anche perché una volta, ti ripeto, mi hanno fermato 7 volte in 2 ore, l'ottava volta siamo andati tutti a tribunale. Il giudice giustamente mi ha condannato in effetti, però mi ha assolto poi alla fine perché dopo 8 volte che mi hanno cercato la carta d'identità, poi mi hanno strattonato. Fortunatamente avevo le telecamere davanti al bar, ragazzi, quindi ho detto allora facciamo una cosa, signor giudice, io è vero che ha aggredito il signore. Sì, sì, no, con quelli erano i falchi, in effetti, quelli là che non stanno in borghese, in effetti. Mi ha cercato 8 volte consecutive la carta d'identità, ma ti parlo di 20 anni fa, non di adesso. L'ottava volta io ho detto, ma ti rendi conto che mi cercano un'altra volta la carta d'identità? Io sono passato per un'ora da qua. Perché io uscivo ed entravo dal mio bar, andavo a comprare al supermercato i bicchieri di plastica, i bicchieri di zucchero, poi andavo a portare il figlio della mia ex compagna a casa. Io l'ottava volta stavo portando il bambino piccolo a casa, perché avevo visto che la giornata era brutta, ho detto vai a casa che è meglio. Sì, sì, in 2 ore mi ha cercato 8 volte il documento d'identità, sì. Però l'ottava volta questo qua mi ha strattonato proprio, perché mi ha cercato il documento e io non gliel'ho dato e questo mi ha tirato proprio esageratamente, però non mi ha mosso neanche un poco. Io, quando lui mi ha tirato, io l'ho spinto e questo è andato a terra. E quindi mi hanno portato giustamente in questura poi. Ho portato il bambino alla mia ex, ho detto mo vengo. E quindi il giudice mi hanno fatto una diretta in effetti subito. E io ho detto guardate, in 2 ore mi hanno fermato 8 volte. 8 volte questo signore qua mi ha cercato il documento di identità. Giustamente lui negava, quindi ho detto allora facciamo una cosa, io ho una telecamera all'interno del bar che riprende tutto, anche quello esterno in effetti. Io vi porto la registrazione del signore che si vede che mi ha fermato 8 volte di continuo nel giro di 2 ore più o meno. Il magistrato a questa cosa che io ho detto non ha voluto sentire più nulla e mi ha fatto andare a casa, in effetti mi ha assolto.
E intanto ogni volta che scendevo, salivo, lui diceva documenti per favore, mostrava diciamo, il tesserino e io gli davo il documento. L'ottava volta non ce l'ho fatta perché mi ha tirato, io in effetti ho detto non ti do niente di documento, te l'ho dato già 7 volte, basta. Cioè, la cosa sua era, diciamo che dovevo perdere la pazienza, cosa che poi ho fatto in effetti. Diciamo che il gioco loro è questo, che di farti perdere la pazienza. Benissimamente, mo ti dico io, quasi 20 anni fa. Pensa che stavamo io e un altro mio amico che adesso riposa in pace, che non ci sta più. Non so se ti ricordi tu quando venivi qua, Marco, se ti ricordi a Zaccaria Zullo. Non so se lo conosci tu, se sei venuto 20 anni fa può darsi che tu lo riconosci a Zaccaria Zullo come lo chiamavano. Ma ultimamente è morto di un infarto e diciamo aveva la mia stessa età, in effetti se sei stato 20 anni fa sicuramente l'hai sentito in effetti. Quindi diciamo che è un mio coetaneo che è morto da poco tempo in effetti. Poi ci stavano i ragazzi, ma comunque tu chi conosci di qua? Diciamo di Matierno in effetti. In effetti sai dove lavoravo io prima ancora di prendere il circo, ti ricordi il bar che sta dopo il supermercato? Il bar G&G. Dopo il supermercato ci sta quel bar grande, io lavoravo lì prima. Poi dopo ho preso il circolo per fatti miei, me lo so comprato. Quindi diciamo che ho iniziato al bar di Matierno, quello grande sulla strada dove sta il supermercato. Quando fai la curva, diciamo che vai sul rettilineo, che poi puoi entrare anche nelle palazzine. Io stavo lì 20 anni fa più o meno, quindi stiamo parlando proprio ma di tanti anni fa. In effetti ancora tuttora sta aperto. Celano, Crisci, sì, ne conosco tutti. Sì, Celano lo vedo tutti i giorni. Crisci no, Crisci in effetti, tu chi stai parlando? Quello che vende le auto? Quello qua ci sta Maria, la sorella, ci sta Anna Crisci, poi ci stanno i due fratelli, Carmine che vende le auto, poi ci sta quell'altro lì che lavora nella polizia penitenziaria. Ah, quindi conosci sia Anna che Maria, sì. E io le conosco a tutte e due, sia Anna che Maria. A Celano, sì, Celano come, non lo conosco. Celano lo vedo tutti i giorni, quindi tranquillamente. Celano si va a fare tutti, diciamo, come si chiamano? I cantanti napoletani. Come Maria, eppure Anna è più riservata, invece Maria non ne lo sapevo proprio. Maria c'ha la testa dura, quindi Maria non ci fai nulla. Ma ultimamente l'ho vista a Salerno. Sì, a Fabio, Pasquale, sì, li conosco tutti. Sì, e sono tutti quanti di qua. Vabbè ragazzi, vi saluto, mi vado a fare un bel caffè, facevo. E ci sentiamo al prossimo video. Dopo voglio fare l'aggiornamento di questo ciclone, diciamo Umberto come si chiama. Ci sentiamo ragazzi, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo. Ciao Valeria, ciao.